00117. È un codice alfanumerico che per noi umani vuol dire poco, ma che decodificato in un linguaggio e nel linguaggio dei ricercatori che tanto hanno lavorato ha una valenza, ha un significato importantissimo, una valenza che poi di riflesso arriverà alla gente comune. Parliamo oggi di una scoperta scientifica, di una nuova tipologia di farmaco che sarà fondamentale per la cura delle dipendenze da cannabis. Di questo si occupa oggi Sicilia 24 Focus, con un piccolo orgoglio legato anche al campanile, perché coordinatore di questa straordinaria ricerca che dura da molti anni è un professore, un luminare palermitano, che è il professor Vincenzo Piazza, con il quale ci colleghiamo a Bordeaux, appunto, in Francia. Buon pomeriggio, professore. Buongiorno, grazie. Come state tutti? Noi stiamo molto bene, ancora di più perché arrivano grandi notizie da Bordeaux, dal suo team di ricerca. Come vede, io ho cominciato parlando di un codice, no? Che per noi, dicevo, significa poco, ma che invece sarà veramente di grande importanza per chi vive, convive, soffre con le tossicodipendenze. Però un altro ospite, anche qui l'orgoglio siculo ci sta, me lo consenta, che il professore Filippo Caraci. Buon pomeriggio, professore Caraci, che tra l'altro è già stato ospite oggi del nostro telegiornale, professore di farmacologia di UniCT, mentre ricordiamo che Pier Vincenzo Piazza è direttore generale di Elis Pharma. Parliamo di un polo di eccellenza, di un punto di eccellenza del quale naturalmente tratteremo fra poco. Allora, professore Piazza, che cos'è questo AEF 0117? Quindi la F117 è la prima droga terapeutica che è arrivata nell'uomo e che appartiene a una nuova classe farmacologica che ha scoperto il mio gruppo di ricerca e che permette di accedere a alcune malattie del cervello in maniera diversa, in una maniera addirittura che prima si pensava non fosse possibile. Diciamo che in maniera generale le malattie del cervello sono dovute fondamentalmente a due fenomeni: o il suo cervello non fa abbastanza di quello che deve fare, o il suo cervello fa troppo. Se lei guarda la farmacopea, cioè i farmaci che sono disponibili, quasi tutti sono capaci di aumentare l'attività di un cervello ipoattivo per riportarlo allo stato normale. Invece, se il cervello è sovrastimolato, iperattivo, come nel caso delle tossicodipendenze, in realtà abbiamo una sola classe farmacologica oggi disponibile, prima della nostra, e che ha la cattivissima abitudine di bloccare tutta l'attività del suo bersaglio. E quindi si blocca questa attività eccessiva, ma in realtà porta il cervello a un'attività inferiore, quindi cura una cosa e produce una patologia associata accanto. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, non si può attaccarsi all'addizione al cannabis con le droghe disponibili, con le sostanze farmaceutiche disponibili oggi. Noi quello che abbiamo scoperto è una maniera di diminuire l'attività patologica del recettore del cervello, che è il recettore CB1 su cui agisce il cannabis, ma soltanto per la parte patologica, lasciando il recettore funzionare in maniera normale. Quindi la cosa abbastanza straordinaria di queste sostanze è che se lei le dà a una persona che non ha una patologia, non hanno assolutamente nessun effetto. Ecco. È un po' come... Prego. Ecco, però proprio per questo io vorrei chiederle,
come agiscono praticamente? Cioè, io assumo questa sostanza trovandomi nella condizione di essere una persona dipendente dal cannabis in questo caso. Qual è l'effetto che posso scorgere? Allora, quindi innanzitutto il cannabis agisce attraverso un principio attivo che si chiama il THC. Okay? Questo THC si lega a un recettore che si chiama il recettore CB1, che è il recettore ai neurotrasmettitori più espresso nel cervello. Se quando lei fuma il cannabis è stata data in maniera preventiva la nostra molecola, questo recettore non può avere tutti gli effetti che ha normalmente, e quindi quello che riesce a fare è riesce a ridurre la sensazione positiva che dà il cannabis, e in parallelo riduce anche la voglia di prenderne. In tutto ciò senza provocare degli effetti indesiderabili nella persona dipendente al cannabis, di cui l'effetto indesiderabile principale delle sostanze precedenti era quello di precipitare una crisi di astinenza. Quindi è una molecola che ha 3 effetti, kiss cool, come dicono in Francia. Voi non l'avete questa pubblicità probabilmente in Italia, sono delle caramelle molto buone. Il primo è diminuire gli effetti, il secondo è diminuire la voglia, e il terzo essere ben tollerate dal dipendente al cannabis senza provocare una sindrome di astinenza. E questi 3 effetti combinati si pensava che fosse impossibile realizzarli, e quindi questa molecola riesce a farlo, ed è veramente una scoperta che permette di dire che siamo probabilmente sulla strada giusta per trovare una terapia. Professore, lei poco fa ha detto, io l'ascoltavo con molta attenzione, lei ha detto diminuisce la voglia di assumerlo, sì. E questo mi permette di fare un piccolo passo indietro, se lei me lo consente, a una sua pubblicazione del 2019, quell'Homo biologicus del quale lei parla e che rappresenta, come dire, forse il quid, no? La base di partenza della ricerca. Chi non ha tossicodipendenze pensa al tossicodipendente come una persona che non ha volontà, invece probabilmente il tossicodipendente ha proprio la volontà di continuare il suo percorso, magari per una propensione genetica. Allora, genetica non è sicuro. Diciamo che la visione giudeo-cristiana della tossicomania come vizio e non come malattia è stata dimostrata falsa da tanti anni ormai. La tossicomania è una vera malattia del cervello. E in realtà una delle cose che il mio gruppo ha scoperto è che gli effetti negativi delle droghe che poi portano alla tossicomania, perché ancora una volta noi siamo un po' confusi dal fatto che ci sono droghe legali e droghe illegali. Esattamente. Sapendo che le droghe le più terribili sono quelle legali, che sono la nicotina e l'alcol. Solo una componente abbastanza ridotta delle persone che consumano diventano tossicomani. Allora, perché ci sono queste differenze individuali? Noi quello che abbiamo scoperto lavorando su un'altra droga è che le persone che diventano tossicomani non hanno delle difese naturali che le altre persone innescano quando sono sottomessi alla droga. E quindi è la mancanza di queste difese naturali biologiche che rendono queste persone più vulnerabili e portano alla tossicomania. Infatti la F117 è stato scoperto dopo questa scoperta precedente, perché noi che per tanti anni avevamo cercato quali erano le risposte patologiche nel cervello dei
tossicomani, ci siamo messi a cercare quali risposte di protezione gli mancavano. Ed è così che abbiamo scoperto un meccanismo naturale del cervello che protegge dagli effetti del cannabis, soprattutto protegge dall'overdose da cannabis. Infatti il cannabis è una droga che non dà overdosi, o quasi. E la ragione è che quando una persona consuma delle quantità molto importanti di cannabis, si innesca la produzione di un ormone che aumenta 4000% e che blocca alcuni effetti del cannabis. E noi in realtà le nostre molecole, questo meccanismo è stato scoperto dal mio gruppo e che abbiamo pubblicato da un giornale abbastanza prestigioso che si chiama Science nel 2014. Questo ormone non si può utilizzare come medicina perché è molto mal assorbito quando lei lo prende per bocca, ha una durata di vita molto bassa ed è trasformato in altre molecole che hanno degli effetti nefasti. E quindi noi quello che abbiamo fatto, abbiamo cominciato a modificarne la struttura, creando delle nuove molecole, fino a che non ne abbiamo trovate un gruppo che conservavano gli effetti positivi, cioè questa capacità di inibire in questa maniera molto specifica l'attività di questo recettore su cui agisce il cannabis, ma che non avevano più i difetti dell'ormone, quindi sono molecole che sono assorbite molto bene, molto stabili e non sono trasformate in altre molecole tossiche. Bene, allora, diciamo che l'auspicio di tutti noi, ritorno alla parola umani, insomma, non ricercatori, non scienziati, è che questo... Noi siamo umani pure. Era un pur parler. Guardi, butto lì questa cosa del pur parler, le piace? Pur parler. Vabbè. Allora, dicevamo, il nostro auspicio è che questa scoperta, che naturalmente troviamo anche attestata su Nature Medicine, vorrei anche far vedere la pagina appunto dove è pubblicato questo studio di su Nature Medicine, che questa cosa diventi nel giro di poco tempo anche un farmaco da utilizzare, perché vede, professore Piazza, è chiaro che il fenomeno è talmente tanto grande, talmente tanto invasivo nella vita di tutti i giorni, anche delle famiglie, perché noi spesso parliamo dell'utilizzo della cannabis nei più giovani, immagino che tanto più si sia giovani quanto più i danni insomma possono essere gravi, no? Parlando di memoria, di concentrazione, ci sono ragazzini che si addormentano a scuola, professore, cioè ci sono situazioni... Anche di quoziente intellettivo. Ecco, ricordiamoci su che cosa agisce. Ecco, quindi l'auspicio è che questa cosa diventi un farmaco utilizzabile presto, ci dia l'idea di quello che è la tempistica, no? Noi veniamo dal Covid, professore, aspettavamo il vaccino mRNA come fosse la cosa più importante del mondo. Purtroppo i tempi sono abbastanza lunghi, soprattutto non tanto per dimostrare l'efficacità del farmaco, perché i dati veramente sull'efficacità di questo farmaco su una popolazione grande di pazienti li avremo a metà dell'anno prossimo. Però poi si devono fare tutta una serie di studi in coorti ancora più grandi per dimostrare che il farmaco non è tossico. E quindi io direi che una messa sul mercato, se tutto va bene, cioè è una maniera, mi scusi l'espressione perché è un'espressione non tanto etica di messa sul mercato, diciamo, la messa a disposizione ai pazienti potrebbe avvenire fine 2027, metà 2028. 2028 mi sembra più probabile. Però sapremo se abbiamo veramente una medicina che ha gli effetti che noi speriamo a metà dell'anno prossimo, perché a metà dell'anno prossimo si conclude uno studio che stiamo facendo negli Stati Uniti di 330 pazienti, che è una coorte abbastanza grande per tagliare la testa al toro in una maniera o nell'altra.
Allora, professore, la blocco solo per un attimo, visto che si parlava di droghe legali e illegali, poi andiamo in pubblicità e riprendiamo però. Io volevo sentire il professore Caracci, che lei sa essere sicuramente molto efficace nella capacità di divulgare, no? Noi spesso lo abbiamo disturbato in questo periodo perché purtroppo l'argomento ce lo ritroviamo nella cronaca giorno dopo giorno. Ecco, quello che è molto importante è che la percezione da parte dei giovani della pericolosità della cannabis è una percezione sicuramente non conforme alla realtà, cioè proprio perché viene identificata con la categoria di droghe leggere. Allora, so che il professore Caracci su questo argomento è assolutamente chiaro, non è così? Ma lo ha già detto benissimo Piervi, che ringrazio, e sono stato fortunato ad entrare nel suo gruppo per un periodo della mia vita e che continuare a collaborare con lui, perché la teoria dell'addiction, delle dipendenze che lui ha come dire, difeso e sostenuto e dimostrato, di fatto ci richiama anche al fatto di abbandonare il concetto di droga leggera. Cos'è una droga leggera? Una droga che non dà una sindrome astinenziale completa, ma poi ha un profilo neurotossico, per cui tradotto in termini semplici dà dei disturbi cognitivi, quindi anche disturbi della memoria. Ci siamo chiesti, l'abuso di cannabis può dare questi deficit cognitivi a lungo termine, può aprire la strada anche ad altre patologie come la schizofrenia e altre malattie neuropsichiatriche, quindi bisogna anche abbandonare il concetto di droga leggera e fare un ragionamento che forse nemmeno più è sostenibile, e pensare anche che questa nuova classe farmacologica, gli inibitori del signaling dei recettori CB1, potranno anche avere un impatto sul funzionamento cognitivo anche nei danni indotti da cannabis, ma su questo, come dire, lascio la parola al professor Piazza. Allora, gliela lasciamo sicuramente perché resta altri 10 minuti con noi, ci fermiamo per una pausa e torniamo ancora per approfondire questo argomento interessantissimo. A tra poco. Siamo tornati in studio, Sicilia Focus 24, torniamo con il professore Piazza. Professore, dunque sullo sviluppo cognitivo, sui problemi cognitivi che eventualmente la cannabis può provocare nei giovani, possiamo sperare in questo farmaco proprio per la soluzione di alcuni gap, di alcuni problemi? Allora, in teoria sì, cioè perché in varie maniere, perché se lei ha tossicomane al cannabis e non riusciamo a levargli la tossicomania, lei consumerà meno e quindi i deficit cognitivi che lei ha sviluppato potranno regredire. Ok. La cosa che è interessante è di domandarsi perché l'effetto negativo principale del cannabis è quello di indurre dei deficit cognitivi. E la ragione è che questo recettore del cervello, il recettore CB1, non è stato sviluppato dall'evoluzione per rispondere al cannabis. Lui è là nel cervello, risponde a delle molecole endogene ed ha una funzione principale che può sembrare sorprendente, che è quella di far dimenticare. Di far dimenticare? Perché, sì, oggi ci si concentra molto con i problemi legati all'invecchiamento, all'Alzheimer, sul problema di dimenticare. Sì. Ma se i neurologhi passano la loro vita a cercare di fare in modo che le persone ricordino o non perdano la memoria, c'è un'altra categoria di medici che lavorano sul cervello, che sono i psichiatri, che loro cercano di fare esattamente la cosa opposta, che è quello di far dimenticare le persone degli eventi negativi. E quindi in realtà una funzione cognitiva che funziona bene è una funzione cognitiva dove c'è un equilibrio tra dei sistemi che fanno ricordare e dei sistemi che fanno dimenticare. La funzione di questo CB1 è quella di far dimenticare. Quindi in tutte le situazioni in cui questo recettore è sovraattivato, o dal cannabis o perché il sistema naturale del cervello è deregolato, si possono avere deficit cognitivi.
per questo motivo che noi abbiamo sviluppato una seconda medicina con un nome esoterico pure, che è l'AF0217, che lei, questa ha lo stesso tipo di meccanismo d'azione, ma è stata come dire, messa a punto per opporsi all'attività spontanea, naturale di questo recettore, invece che all'attività provocata dal cannabis. E devo dire con una sorpresa, non so se è sorpresa, ma comunque questo 217 sul cui lavoriamo anche con Filippo sì, è dimostrato almeno in modelli animali genetici di malattie del neurosviluppo che vanno dalla trisomia 21, la sindrome di Down. Non so se in Italia l'ha chiamata ancora mongolismo, penso sarà stato cerchiamo di usare questo termine, che certamente. Ma anche in alcune forme di autismo si rivela estremamente efficace. Quindi questa molecola l'abbiamo anche portata nell'uomo come la prima, perché una caratteristica comune a questa classe farmacologica è quella di essere veramente sicuro, cioè la prima molecola, il 117, non siamo riusciti a trovare tossicità, che vuol dire lei potrebbe prendere 24 anni di trattamento in un giorno e non avere effetti indesiderabili. La seconda invece è meglio limitarsi a 2-3 anni di trattamento, non 22. Io, professori, vi fermo un attimo, perché poi, essendo una trasmissione di servizio, entrano anche in ballo i telespettatori. Con il vostro permesso vorrei anche esprimervi intanto un grazie alla ricerca, con il rammarico che questa non si sia svolta nel nostro paese. Questo lo scrive una signora della provincia di Catania, e questo insomma è intanto il grazie. E dopodiché c'è un altro messaggio di una madre, immagino, che dice: come faccio a capire che mio figlio è entrato nel tunnel della tossicodipendenza? Molto spesso parla soltanto di un tiro ogni tanto, ma questo ogni tanto sta diventando sempre più frequente. Ecco, quando si può dire che una persona entra in quel tunnel? Allora, la definizione, diciamo che ci sono due definizioni che sono abbastanza, secondo me, abbastanza valide. La prima è quella di dire se il comportamento comincia a interferire col comportamento normale. Per esempio, se si tratta di un ragazzo che va a scuola, col cannabis specificamente, quello che spesso si osserva è una diminuzione della performance scolastica, dei voti molto brusca, con una caratteristica che è quella che spesso un'altra ragione di una diminuzione della performance scolastica sono per esempio problemi familiari, ma in quel caso solitamente i ragazzi o le ragazze vivono la diminuzione della loro capacità di essere bravi a scuola come qualcosa di negativo, sono molto reattivi. Invece nel caso del cannabis sono iper zen, non capiscono neanche perché ci si preoccupa di questo problema che prima avevano tutti 8 e ora hanno tutti 2. Quindi questa è una cosa. La seconda cosa è l'incapacità di smettere anche se uno prova. Questi sono i due, cioè do un tiro ogni tanto, ok, ma sono capace di non darlo un tiro ogni tanto, cioè sono capace di stare una settimana o 2 settimane senza dare nessun tiro. Bene. E poi soprattutto nei giovani si osserva anche una reorganizzazione del tessuto sociale, dove si cominciano a frequentare solo gente che fuma.
E quello è anche un segno preoccupante. Allora, preoccupante il nostro tessuto in questo momento sociale per quanto riguarda l'uso delle droghe in generale. Io vorrei chiudere con il professore Caracci, perché con lui abbiamo affrontato in altri argomenti, in altri momenti, anche quella che è la tendenza e la pericolosità di droghe sintetiche, di quello che accade in questo momento nelle piazze delle nostre città, di questo spaccio frenetico che continua ad essere davvero estremamente pericoloso. Volevo soltanto un punto di chiusura su quelli che sono i campanelli d'allarme dell'ultimo tempo. Ma lo ha già detto benissimo Piervi prima, cioè di fatto l'uso, i segnali che nella scuola dovremmo forse aumentare, anche migliorare la formazione dell'area delle neuroscienze anche nelle scuole, avvicinare un po' la medicina e le neuroscienze alle scuole e fare una migliore campagna di informazione. Forse uno sforzo che dobbiamo fare noi ricercatori è di essere più semplici e più chiari nella divulgazione. Esistono nuove strategie, lo chiamano gli americani, di dissemination, cioè spiegare bene, come oggi appunto ha fatto Piervi, ma come ho cercato di fare anche io, come fa anche lei come giornalista, cioè cercare di spiegare bene quello che sta succedendo nel cervello dopo l'impatto con una sostanza d'abuso, perché continuo a pensare che una corretta educazione nell'area delle neuroscienze già al liceo, ma anche prima, possa ridurre i rischi associati all'abuso di sostanze. Le ultime sostanze che i ragazzi consumano, al di là della cannabis, vorrei che brevemente accennasse alle tipologie più utilizzate, ma anche a quelle più pericolose. Ma stanno girando molto adesso, da quelli che sono i dati ultimi sequestri, anche oltre che gli agonisti sintetici dei recettori CB1 stanno aumentando anche da noi in Sicilia, la salvinorina, la cocaina in crescita, però la cannabis rimane al primo posto. L'ecstasy da noi è cresciuta molto e la neurotossicità dell'ecstasy è un altro dei problemi, disturbi della memoria, sta aumentando anche dalle nostre parti, anche se prima sembrava un problema solo inglese. Professore, ci sono voluti 8 anni per arrivare a questo risultato? Sbaglio? Un po' di più. Un po' di più. Allora guardi, io mi accodo assolutamente alla signora che ci ha scritto parlando della ricerca e del fatto che i nostri ricercatori, le nostre menti illuminate, spesso li ritroviamo in scoperte scientifiche a lavorare in un'altra parte del mondo. Lei lo fa mirabilmente da Bordeaux, in Francia. Ha avuto tanti riconoscimenti, tanti premi, ma credo che per uno scienziato come lei il premio più grande, più importante, sia arrivare alla scoperta, cioè sia arrivare al momento clou. E quindi che ci auguriamo, insomma, intanto il professore Caracci penso farà visita di nuovo. Presto, sì, abbiamo un progetto europeo in comune, insomma, con una certa costanza ci vediamo. E quindi insomma è testimonianza che in Italia la ricerca purtroppo non è abbastanza sovvenzionata e apprezzata. È solo una considerazione, non le chiedo una replica e la ringrazio immensamente per essere stato con noi, le faccio 1000 complimenti per questa scoperta straordinaria, spero che sia uno step di tanti altri step per arrivare alla cura di altre forme di dipendenza. Grazie, grazie infinite professore. Grazie. Voi, e grazie naturalmente anche al professore Filippo Caracci. Piervi, Sicilia 24 Focus si chiude qui. Vi ringrazio per averci seguito.